Buongiorno a tutti, bentrovati nella mia cucina. Oggi prepareremo insieme dei bottoni di patate ripieni di mascarpone e maggiorana con crema di asparagi e semi di papavero. Vediamo insieme gli ingredienti. Abbiamo 600 g di patate che abbiamo precedentemente bollito con la buccia partendo da acqua fredda e aggiungendo un po' di sale, 170 g di farina, sale, pepe, olio, 3 tuorli d'uovo, un uovo sbattuto con un po' d'acqua, del mascarpone, qui abbiamo messo 180 g di mascarpone, della maggiorana fresca, in alternativa se non avete la maggiorana va benissimo dell'origano o del timo fresco, 40 g di cipolla tritata, 200 g di asparagi e semi di papavero. Partiamo con la realizzazione della crema di asparagi. Prendiamo i nostri asparagi che abbiamo precedentemente pelati e li tagliamo a mezza rondella. In questa maniera qui. Prendiamo la cipolla che abbiamo precedentemente tritato e andiamo a mettere in una padella. Mettiamo un po' d'olio extravergine di oliva e rosoliamo la cipolla. Rosolata la cipolla, aggiungiamo i nostri asparagi bianchi, rosoliamo leggermente, aggiungiamo del sale e un po' di pepe bianco, eccoli. Rosoliamo per 2 minuti e aggiungiamo un po' di acqua. Continuiamo la cottura per circa 10 minuti. Nel frattempo che i nostri asparagi si preparino, continuiamo con il nostro ripieno. Aggiungiamo il nostro mascarpone, 180 g, del sale, un po' di pepe sempre bianco e un po' di maggiorana. Il consiglio è quella di non tritarla ma di spezzettarla il più possibile finemente con le nostre mani. Una volta aggiunta la maggiorana mescoliamo con l'aiuto di un cucchiaio e cerchiamo di ottenere un composto omogeneo. Prendiamo una sac à poche usa e getta, tagliamo la punta e inseriamo il nostro ripieno. Per preparare l'impasto per i nostri bottoni procediamo come un classico impasto per i gnocchi. Qui vedete ho schiacciato le patate dopo averle pelate, le metto nel piano da lavoro, se preferite potete anche lavorare l'impasto in una bowl, aggiungiamo la farina, in questa maniera qui, del sale e i 3 tuorli. Una volta ottenuto un composto omogeneo, mettiamo nel nostro piano da lavoro un po' di farina e andiamo a stendere l'impasto. Mi raccomando, la farina abbondante in modo tale che non si attacchi al tavolo e andiamo a stenderla dello spessore di 3 mm. In questa maniera qui. Una volta steso il nostro impasto prendiamo 2 coppapasta di queste dimensioni, uno più grande ed uno più piccolo, e cominciamo con il coppapasta più grande a ricavare dei dischetti in questa maniera. Prendiamo il nostro uovo sbattuto, con l'aiuto di un pennello spennelliamo tutti i dischetti, prendiamo la sac à poche con il ripieno che avevamo preparato prima, mascarpone e maggiorana, e andiamo a mettere al centro, non troppo, un po' di ripieno. A questo punto prendiamo un altro dischetto e lo sovrapponiamo con quello precedente, schiacciando leggermente. E prendiamo il coppapasta più piccolo che vi ho fatto vedere prima. Mi raccomando, dovete prestare attenzione a tagliare bene. Prendiamo il nostro fondo di asparagi bianchi, lo inseriamo in un bicchierone e con un frullatore a immersione frulliamo la nostra crema. Abbiamo inserito i nostri bottoni in acqua bollente salata. Una volta che affiorano aspettiamo 2 minuti prima di scolarli.
Ora componiamo il piatto. Prendiamo il nostro piatto di portata, adagiamo la nostra crema a specchio nel piatto, mi raccomando che sia ben calda. Andiamo a scolare i nostri bottoni, abbiamo aspettato 2 minuti da quando sono affiorati, in questa maniera qui. Con un cucchiaio adagiamo 5 bottoni in questa maniera a fiore, ecco qui. Cospargiamo con un po' di semi di papavero, qualche fogliolina di maggiorana fresca che ricorda il ripieno del nostro piatto, e il nostro piatto è pronto. Però